È morta praticamente sul colpo Deborah Bortoloso, 39 anni, di Giuliano, a seguito di un drammatico impatto dell'auto in cui viaggiava contro un'altra vettura. L'incidente mortale è avvenuto poco dopo le 13 a Monticello Conte 8 in via Chiesa. Deborah viaggiava in una Lancia Y, alla cui guida c'era il suo compagno, un 45enne sempre di Giuliano. L'uomo, pur se in gravi condizioni, è vivo e ora si trova in prognosi riservata all'ospedale San Bortolo. La loro automobile viaggiava in direzione Vicenza quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale nord-est vicentino, la Lancia ha impattato frontalmente un Opel Insigna proveniente in senso opposto. Alla guida una donna di 35 anni di Due Ville che è rimasta ferita leggermente ed è stata portata dai sanitari del SUEM in codice giallo al pronto soccorso di Vicenza. Illesi fortunatamente due bimbi piccoli che viaggiavano con lei. Intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco che ha rimosso i mezzi e ripristinata la sicurezza della viabilità verso le 16.